Attimi di terrore nel cuore della notte a Mira. Due malviventi hanno fatto irruzione in una piccola casetta bifamiliare in via Fossa Donne, dove vive da sola una donna di 69 anni. La signora era al piano terra e si era addormentata in divano davanti alla televisione. I ladri hanno forzato la porta e il frastuono incredibile l'ha svegliata di soprassalto. I malviventi l'hanno rapinata e aggredita con violenza, con schiaffi e pugni al volto e calci, strappandole la collana d'oro che portava al collo, un caro ricordo di famiglia, e intimandole poi, non ancora soddisfatti, di consegnare tutti i soldi che la donna aveva in casa per non subire guai peggiori. La signora, sotto shock, messa alle strette, ha portato ai ladri circa 300 euro e cercato di convincerli ad uscire di casa senza farle ancora più del male. I malviventi sono fuggiti di corsa. La donna, con il volto tumefatto per i colpi e le lesioni subite, a quel punto ha chiamato sanguinante e chiesto aiuto ad alcuni familiari che vivono nella casa vicina, a pochi metri di distanza da dove è avvenuto il colpo. I parenti sono subito arrivati con prontezza e hanno chiamato le forze dell'ordine e i carabinieri per i primi rilievi. La 69enne è stata trasportata in autoambulanza in ospedale ad Oro per accertamenti ed essere medicata. Certamente questa notte prima di Pasqua la ricorderà a lungo come una cosa terribile. Il sindaco di Mira, Marco Dori, non appena venuto a conoscenza di quanto successo, ha portato la propria solidarietà e vicinanza alla famiglia e chiesto pene esemplari per i responsabili fino alla galera. La donna, ancora sotto shock, ha lanciato un appello affinché le venga restituita dai malviventi almeno la collana, un caro ricordo affettivo di famiglia. Un episodio bruttissimo che come amministrazione condanniamo, anzi speriamo che le forze dell'ordine arrivino presto a catturare i responsabili. È inaccettabile che si possano fare azioni di questo genere. Massima solidarietà alla vittima, alla famiglia. Noi vogliamo un territorio più sicuro, ma anche dove le persone che delinquono poi possano essere prese, quindi massima collaborazione con i carabinieri. Abbiamo una fitta rete di controllo del vicinato, abbiamo anche numerose telecamere, metteremo tutte queste nostre possibilità a disposizione delle forze dell'ordine. Veramente un episodio bruttissimo e ci auguriamo che i delinquenti vengano presto presi e messi in galera.